Questa trasmissione è offerta da Rossi Pubblicità. Semaforo verde, parte F Motori, ben trovati da Marco Angileri al magazine del Motorsport su Telefriuli. Le immagini di Rally Chuck che state vedendo sono quelle del rally della Marca dello scorso fine settimana, competizione trevigiana che ha visto trionfare il duo Corrado Fontana e Nicola Arena con la loro Hyundai i20 VRC davanti alla Skoda Fabia Rally 2 Evo di Alberto Battistolli e Simone Scattolin. Terza posizione sull'altra Skoda Marco Signor e Patrick Bernardi. In questa nuova puntata si parlerà della gara evento del prossimo fine settimana, il Rally Valli della Carnia, competizione valida per la Coppa Rally di Zona, e per l'occasione siamo andati nel giardino del Tillis Pub di Tolmezzo per sentire Matteo Bearzi, Stefano Doneddu, Arianna Doriguzzi ed Elena Sica di Carnia Pistons. Nella seconda parte, in collegamento da Gorizia, avremo Alberto Ladini, 18enne pilota di motocross che battaglia nel campionato italiano. Prossimo fine settimana parte il Rally Valli della Carnia, vediamo e sentiamo l'ultima novità assieme a Matteo Bearzi. Sì, siamo addirittura d'arrivo e la tensione sta sempre più salendo. Le iscrizioni sono chiuse, siamo molto contenti perché abbiamo raggiunto la tripla cifra, che è sempre una soglia psicologica, e quindi sono veramente contento, vuol dire che la gara è apprezzata dai piloti. Apprezzata dai piloti, ma parliamo anche della prova che sicuramente calamiterà parecchio pubblico, quella del sabato sera in centro ad Ampezzo, che ormai è diventata un abitué al di là dell'interruzione causa Covid. Andiamo a dare un consiglio al pubblico, anche perché ci sarà il doppio passaggio, quello diciamo del tardo pomeriggio e quello serale. Sì, abbiamo reintrodotto dopo il 2019 questa prova che ha avuto un grosso successo e una grossa affluenza di pubblico, quindi il mio consiglio è sia in questa prova che in tutte le prove di seguire le indicazioni dei commissari di percorso, che hanno una pettorina, quindi sono facilmente riconoscibili, e per la prova spettacolo consiglio di arrivare almeno un'ora e mezza prima da Ampezzo per andare a prendere il posto sui tornanti spettacolari in discesa subito dopo la partenza. Si parla anche di una diretta video con il mega schermo in piazza, audio stracoperta quasi interamente, perciò anche in questa nuova edizione la prova spettacolo sarà ad alto livello, immagino. Sì, cerchiamo sempre di alzare l'asticella, ci sarà il maxi schermo in piazza per quelli che arriveranno un po' tardi, quindi non potranno andare in prova. Ci sarà una copertura con 4 telecamere sui tornanti in discesa, ci sarà un ottimo speakeraggio, se si dice così, e quindi penso che tutti gli ingredienti siano giusti per fare un bel evento. Abbiamo detto doppia cifra per gli iscritti, ci sarà tanta qualità, ma anche il numero delle piccoline, delle N2, delle derivate di serie è importante, perché lì ci sono le vere battaglie di chi poi battaglia anche per avere il budget e poter correre. Questa è una delle cose più belle, avere un numero molto alto, oltre 20. Sì, diciamo che abbiamo chiuso anche oltre 25 con l'N2, questo mi fa piacere perché vuol dire che ci sono anche molti piloti che fanno l'esordio in questa gara, e anche il fatto che il secondo giorno si parte in ordine di classifica, per chi è al piede, visto che ci sono 2 prove in discesa, la domenica può partire avanti anche con la piccolina. Andiamo a scoprire le altre prove, la Vaglio che è una novità. La Vaglio è una novità e diciamo da quello che ho visto piace molto, è tutta in discesa con dei bei tornanti larghi dove il pubblico può sistemarsi in sicurezza
E per me 4,5 km, se uno ha il coraggio di tenere giù, può fare bei tempi. Poi anche la domenica c'è il Duron Passa per Paolaro, lo scorso anno ha dimostrato un po' tutta la popolazione di voler bene a questo rally che ritornava in quella zona dopo alcuni anni. Sì, dopo 20 anni abbiamo riproposto il Duron anche su richiesta dei comuni di Trepoli, Gosula e di Paolaro, e abbiamo visto che abbiamo avuto molto successo, e quest'anno abbiamo fatto novità di partire proprio in piazza del paese, quindi per portare il rally in paese, che è quello che a me piace molto, perché alla fine avere il pubblico a bordo strada per chi guida, anche perché anche io ogni tanto faccio l'autista, mi piace a vedere il pubblico a bordo strada che fa il tifo. E poi un rally come il vostro sicuramente riesce a generare un importante indotto a livello ovviamente di alberghi pieni, e questo e non solo, certamente per l'economia della zona, della Carnia, molto ampia, perché non c'è solamente un pezzo, diventa un qualcosa di importante in questo periodo. È molto importante in questo periodo di ripresa post-Covid. Io ho fatto un po' di telefonate in giro perché mi servivano qualche camera a livello organizzativo, e fino a Gemona, e da Forni di Sopra a Gemona e a Paluzza è tutto pieno, quindi vuol dire che un po' anche il rally, oltre agli altri sport, porta un po' di beneficio sul territorio. Tra l'altro anche record di iscritti della scuderia, la vostra, Carnia Piston, numeri da brividi. Ma sono molto contento perché alla fine siamo arrivati a 22 equipaggi, che guardando un po' anche quelli che sono i rally nazionali, una scuderia con 22 equipaggi non è che se ne vedono molte, quindi sono veramente contento che i nostri associati ci tengano a correre alla gara di casa, quindi molto bene così. I maschietti spesso stanno dietro. Sì, dai, con la Clio stiamo migliorando sempre di più, speriamo anche al Carnia di fare un buon risultato. Allora andiamo un po' a scoprire soprattutto come tu ti sei avvicinato a una Clio Gruppo A, che comunque è una vettura impegnativa da corsa rispetto a tanti altri ragazzi che magari preferiscono delle vetture un po' più piccoline. Io la prima gara al Carnia 2015 ho navigato con la Clio Gruppo A, e da quella volta mi sono innamorata, e quindi ho sempre detto che prima o poi dovevo fare una gara con lei, e siamo qua. E poi quando hai capito di poter andare forte, cioè hai preso confidenza con una vettura che non è semplicissima? No, mi sono trovata bene subito, ma già allo shakedown della prima gara del Dolomiti siamo arrivati a fine prova, abbiamo guardato i tempi e abbiamo visto che sono arrivati oltre ogni aspettativa. Ci sarà bella battaglia anche al Valli della Carnia, come lo è stato anche al Piancavallo. Lì siete arrivati a podio, perciò il pensiero di ripetervi anche nella gara di casa. Sì, in Piancavallo diciamo che in tanti si sono ritirati, abbiamo avuto qualche problema anche noi, però siamo riusciti ad arrivare alla fine e il podio è arrivato. Dove andrete alla carica, in quale prova? E a me piace il Duron, quindi daremo tutto lì. Una vettura che si presta anche soprattutto nei tratti in salita, generosa. Sì. Elena, allora non è facile, anche perché quando va forte la tua pilota bisogna anche sapere accompagnarla giustamente da navigatrice. Sì, certamente quando i piloti iniziano anche a trovarsi bene, poi Arianna subito con la Clio si è trovata benissimo, quindi anche capire, perché era la prima gara anche per me con una Clio a 7, e soprattutto era la prima gara con Arianna, sempre il Dolomiti, si sta parlando. Poi quando abbiamo capito che l'equipaggio funzionava, la macchina anche, siamo andate tranquillamente. E poi arriva questa gara importante per voi, immagino, con prove dove si passa normalmente magari per voi, almeno transitando, e dove ci sarà anche pubblico a far tifo per un equipaggio femminile. Sì, è vero, è strano, cioè la gara di casa comunque conosci bene le strade perché ci passi ogni giorno, magari anche per lavoro, e farle soprattutto con una macchina da gara è tutta un'altra cosa, e con il pubblico è sempre bello, cioè avere il pubblico che ti fa il tifo quando passi è veramente una cosa in più. L'esperienza cresce, deve crescere immagino ancora molto, come è normale che sia un po' per tutti, però ti trovi già sicura ad affiancare la tua pilota. Certo, l'esperienza viene a ogni gara e c'è sempre qualcosa da imparare. Io spero sempre di fare il più possibile il meglio, ma ovviamente non sono esperta, quindi lei mi aiuta soprattutto, e ci aiutiamo a vicenda, sicuro. Senti, il sogno nel cassetto, chiaramente parlando a livello di automobile e di rally, sarebbe l'ideale, l'abbinamento per te, il miglior rally, la miglior vettura che vorresti schierare?
Ma noi ci proveremo se troviamo qualche sponsor con un R5. Speriamo entro la fine dell'anno. Skoda? Sì. E lì il rally è già deciso oppure ancora da scoprire? No, purtroppo è ancora tutto in forza. Lo spieghiamo, R5 è la vettura massima con cui ad esempio si può correre il campionato italiano. Skoda, Fiesta, ce n'è diverse, Hyundai, però ovviamente è una vettura impegnativa, ma dimostra la nostra Arianna, ovviamente Elena, che dopo diverse gare fatte con dei crismi giusti si può anche correre con queste vetture facendo bella figura. Sì, già ho fatto il passo con la Clio, adesso speriamo di riuscire a fare un altro passo importante. Elena, cosa dici? Un esordio con l'R5 completerebbe una bella stagione questa. Certamente, sì, io ci sono, se vuole. Poi quando ha fatto l'abilitazione sono andata anche a vederla, è stata veramente brava e quindi sono sicura che farebbe un bel risultato anche con l'R5. E parlando invece di rally, al di là della vettura, fare magari anche qualcuno al di fuori del territorio regionale, interregionale, nazionale, sarebbe un'esperienza nuova, anche perché sappiamo che i rally, soprattutto all'estero, sono totalmente diversi rispetto a quelli che si corrono in Italia. Sì, io ho fatto un rally un paio di anni fa in Slovenia, è effettivamente tutta un'altra cosa, però anche ti porta a crescere maggiormente anche i rally fuori casa, e anche quando abbiamo fatto il Modena, la finale l'anno scorso, e comunque ti aiuta a crescere e ti porta a conoscere anche persone nuove e diciamo ad avere un rapporto diverso anche con la macchina, sicuramente. Perché diceva Elena un attimo fa, bisogna fare un'abilitazione per poter correre con una vettura di classe R5, lì c'era l'emozione, anche se ormai l'esperienza c'è, non poca. Sì, diciamo che stavo praticamente tremando, però è andata benissimo, oltre ogni aspettativa anche quello. Con Stefano Doneddu che porterà un Clio Rally 5 al Valli della Carnia. Allora, l'hai già conosciuta questa vettura? Le tue sensazioni quali sono state? Allora, Piancavallo sicuramente è stata una gara un po' per noi conoscitiva, ma ai fini di riuscire al Carnia a esprimerci il più possibile. Ci sono diverse teorie, qualcuno decide di dare indicazioni, diciamo, di una guida un po' più pulita. Noi abbiamo deciso di fare un'altra strada, quindi cercheremo nel più possibile di ascoltarci e ascoltare anche lei come macchina, come potremo fare su queste prove che poi alla fine sono assolutamente meravigliose. Tu corri in casa, qual è la prova che affronterai con più determinazione perché è quella che magari tieni nel cuore? Ok, l'Auco per me è la gara di esordio, che nel 2007 ho esordito al Carnia come navigatore, quindi è stata la mia prima gara, ma devo dire che per me Duron è sicuramente la prova che a me piace di più e che quindi mi mette anche più in difficoltà, e quindi sarà quella dove ci concentreremo di più e cercheremo di dare il meglio, che per me è una prova che comunque su questa macchina può essere veramente vincente. Non è che soffrirà un pochino la salita del Duron, un Rally 5? Diciamo che è una macchinetta un po' particolare, però guardando anche i tempi assoluti che comunque nelle altre gare del territorio del scenario italiano ci sono, entrano comunque nei 30-40 assoluti, quindi Marco, vuol dire che se il piede c'è e le traiettorie ci sono, perché è una macchina che non permette ripartenze, quindi bisogna veramente interpretare correttamente le corde, vedremo anche in salita di difenderci, ecco, sicuramente. Navigatore confermato? Assolutamente sì, fido compagno, amico, quindi assolutamente. Senti, l'appetito viene mangiando, dopo il Carnia, conosciuto ormai bene questa Clio Rally 5, potrebbero arrivare anche delle altre gare oppure è tutto da disegnare ancora la tua stagione? Ci sono sicuramente due fattori che andranno a decidere. Immagino uno quale sia. Allora, sicuramente il budget è uno di quelli che stiamo cercando di capire dove possiamo arrivare. L'Alpi, che da pilota io non l'ho mai fatto, è sicuramente un obiettivo.
In questo momento ci soffermiamo su questo Carnia, che per noi comunque è la gara di casa, e quindi pensiamo a concentrarci benissimo su questo, e poi vedremo di lavorare nelle settimane a seguire e cercare di capire se anche con Paolo PR2, che ci dà questa macchina meravigliosa, riusciamo un po' a trovare le quadre. Avrai anche dei riscontri, perché non sarete in pochi, neanche in tanti in Rally 5, è una classe nuovissima, perciò già per avere dei riscontri ci sono piloti a sufficienza, a mio avviso, in classe. Sì, è una classe che in questo momento a mio avviso è un po'... non è molto capita, perlomeno chi vuole iniziare giustamente sceglie delle classi che sono un po' più entry level. È una macchina che comunque richiede molto, perché comunque lavora tantissimo di telaio, quindi quando si parla di telaio è un po' più difficile. Noi entriamo da neofiti e la stiamo conoscendo. Abbiamo comunque previsione di avere un po' di equipaggi sicuramente in classe, speriamo, perché comunque la sfida nasce se chiaramente c'è un antagonista, e poi speriamo che la classe venga capita un po' di più, perché comunque è molto propedeutica e formativa sicuramente. Salutiamo in collegamento da Gorizia, con noi c'è Alberto Ladini, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora Alberto, tu resti comunque uno dei piloti di motocross di punta della nostra regione che gareggia così in campo nazionale. Andiamo un po' a fare il punto di questa tua inizio stagione, è sempre così, tra virgolette, condizionata poi dal budget, perché una stagione costa parecchio, è chiaro che ci vorrebbero più sponsor, ma nonostante tutto tu non molli e continui con il coltello tra i denti a gareggiare, è vero? Sì, esatto. Purtroppo la famiglia può arrivare fino a un certo punto, poi bisogna sempre trovare degli sponsor per andare avanti, perché ormai questo sport diventa sempre più costoso, bisogna allenarsi sempre di più per rimanere ad alti livelli, però dai, teniamo duro e speriamo di trovare sponsor al più presto, dai. Ecco, l'allenamento, hai detto, è certamente una delle problematiche più particolari che legano appunto un pilota di motocross che deve continuamente avere affinità con la moto, con i circuiti, e per te diventa tutto difficile, anche perché le gare che si svolgono un po' in giro nei vari crossodromi italiani hanno dei circuiti che sono molto diversi a quelli dove tu potresti allenarti facilmente in regione, perciò devi anche uscire per allenarti, è vero? Sì, certo, purtroppo qua da me in regione le piste non c'entrano quasi niente con quello che trovo in giro, come stavi dicendo tu. Quindi sì, bisogna andare in giro e spesso tocca andare a Mantova, ad Arco, che comunque sono 3 ore, 4 da qua, e quindi si fanno più chilometri in camper che le ore di moto praticamente. Parliamo del tuo team MBT che è stato riconfermato per quest'anno, anche loro ovviamente puntano su di te e ti mettono a disposizione poi anche una moto che piano piano hai iniziato a conoscere, perché lo scorso anno era mi sembra 125, Husqvarna, è cambiato completamente, sei passata a una 4 tempi, una gas, perciò è una moto che ti ha permesso di iniziare appunto a correre nel campionato italiano in MX2. Sì, certo, quest'anno è il primo anno di MX2 e è dura, molto dura, i piloti sono fortissimi, cioè corro insieme a gente che fa il mondiale, l'europeo e tutti i top d'Italia, quindi è dura. La moto mi sto trovando molto bene, mi sto divertendo di più che col 125, quindi questa è una cosa ottima. E piano piano i risultati si stanno vedendo e speriamo di andare avanti così, dai. Tu avresti potuto comunque correre ancora un anno almeno in Junior 125, oppure hai dovuto comunque fare il salto nella MX2? No, il salto lo devo fare comunque, se no devo fare il 125 senior. La tua scelta è stata quella comunque di fare un passo avanti per giocarti tutte le carte, immagino. Sì, era ora di cambiare moto, dai, dopo 3 anni di 125 non vedevo l'ora di cambiare e di divertirmi, dai, con un mezzo nuovo. Quali sono state le sensazioni iniziali quando sei appunto entrato in gara giù il cancelletto con la 2,5, 4 tempi? Cambia un po' quella che poi è il disegno di gara, la strategia, immagino. Ma magari la strategia non tanto, più che altro è un po' un'emozione nuova, è tutto strano, gente più grande di nuovo, adesso non sei tu più il più grande. Quindi sì, devi stringere i denti contro di loro sempre, sportellate e via, no? Sì, Come si fa sempre.
Anche perché, lo dicevi un attimo fa, parliamo sempre di un esordio in una nuova categoria dove trovi dei piloti che hanno un sacco di esperienza in più. Eh sì, sono tutti più grandi, MX2 praticamente sono tutti fino ai 23 anni, li trovi tutti, quindi io avendo i 18, sono giusto un paio di anni di esperienza in meno, dai. Cosa ti dicono dal tuo team? Tieni duro, mi raccomando, anche perché sanno che in fondo, pur non riuscendoti ad allenare come avresti voglia te, come dovresti, i risultati comunque arrivano. Allora, beh, il team è sempre soddisfatto perché vede comunque do sempre il massimo di quello che posso fare e questo weekend che ho fatto l'Italiano Prestige ad Arco è stata la prima gara finalmente che mi sono qualificato in gruppo A e ho corso con i top 40 d'Italia e si è vista la mancanza di allenamento, però è stata una bella esperienza, dai, iniziare così, speriamo di qualificarci anche nelle prossime e magari di arrivare con più allenamento, dai. È chiaro che poi affrontando gare con i top rider dell'AMX2 diventa un po' complicato, l'abbiamo detto un attimo fa, però fa tutto brodo dell'esperienza che è poi fondamentale, anche perché te dopo tutto hai iniziato sia a gareggiare da giovanissimo, però sei entrato dalla porta principale nel campionato italiano da quest'anno, perciò di strada ce n'è da fare. Eh sì, ce n'è tantissimo da fare, non bisogna mai mollare, demoralizzarsi e comunque andare avanti, dai, sempre tutta l'esperienza che si fa bisogna raccoglierla per poi andare avanti, avanti, avanti. Hai provato anche altre moto, oltre al gas gas, un 250 quattro tempi per poter così farti un'idea eventualmente anche del 4,5 oppure dei due tempi 250-300, qual è il tuo pensiero? Allora, ho provato sia il 250 due tempi, un 350 quattro tempi, il 450 mai, però dai, sono tutte belle moto, però il 250 quattro tempi come il 125 fanno fare un'esperienza della Madonna perché non puoi sbagliare niente, se no la moto non riprende più. Invece le altre magari ti possono aiutare un po' di più. Perciò piano piano come un'idea te la sei fatta, che comunque sei ormai la strada dei quattro tempi è tracciata per te, immagino, per il futuro. Ah, io spero di restare sempre sul quattro tempi perché anche da piccolo, quando la prima volta che ho provato un 250 quattro tempi mi sono innamorato e non vedevo l'ora di passare. È passato qualche anno, anche perché lo ricordiamo, te ti sei sempre distinto poi con delle ottime gare, sia per quanto riguarda in campo nazionale, ma anche internazionale, campionato europeo, ti sei dato da fare con grandissimi sforzi della tua famiglia per farti correre e questo è importante perché comunque li hai ripagati sempre con tanto impegno e bei risultati. Sì, dai, dal 65, dal secondo anno di 65 ho iniziato a fare l'europeo, mi sono qualificato subito alla finale, sono andato fino in Finlandia e lì è stata un'esperienza fantastica, correre la prima volta insieme alla GP del mondiale, è una bella esperienza. Poi hai difeso anche un ricordo in una sfida contro la Francia, mi sembra, in una gara a squadre con l'Italia, ha rappresentato anche lì, è andato bene, è passato qualche Sì, anno sì. comunque. Sì, è stato con l'85 l'ultima volta. Però sì, mi hanno richiamato varie volte in maglia azzurra a fare l'Italia-Francia, quindi bella esperienza anche quella. Bella esperienza, dunque la tua stagione continua, noi ti auguriamo ovviamente un in bocca al lupo, continua a mantenere alto la bandiera del Friuli Venezia Giulia in campo nazionale perché ce n'è bisogno, perché siete veramente in pochissimi, non solo nel motocross ma anche nell'enduro, tu continui a farlo tra tanti sforzi ma con tanto impegno e talento come hai sempre dimostrato. Sì, bisogna andare avanti sempre e non mollare mai. Grazie Alberto, buona serata. Grazie a voi, ciao.